L'assessore alla sanità Regione Veneto e il direttore generale dell'ASL 10 al Centro Medico San Biagio. Siamo stati con loro per visitare la struttura e per sentire le loro opinioni a riguardo. Dopo l'inaugurazione ufficiale dei nuovi macchinari avvenuta il 15 giugno, il Centro Medico San Biagio di Fossalta di Portogruaro ha ospitato l'assessore della sanità, Luca Coletto, e il direttore generale dell'ASL 10, Paolo Stocco. Lo scopo dell'incontro è stato mostrare alle autorità l'operatività della struttura sanitaria, ma soprattutto le nuove apparecchiature, la risonanza magnetica ad alto campo aperta e il laser per la cura dei difetti della vista. Dottor Martino, come sta procedendo l'esperimento, o meglio l'applicazione dei due nuovi macchinari? Sta andando molto bene, devo dire, a parte la risonanza che già lo sapevano da qualche mese, quindi i medici di base hanno risposto benissimo. Abbiamo già la lista a fine agosto, quindi di queste richieste, soprattutto tanti vengono da fuori regione, dal Friuli Venezia Giulia, visto la vicinanza. Per quanto riguarda il laser, gli articoli usciti sul giornale hanno creato molto interesse, abbiamo avuto tantissime telefonate e tanta gente ha anche già preso appuntamenti per le visite. Devo dire che la risposta è stata molto positiva. Chiaramente ha fatto peso la nostra esperienza, 5.000 occhi in 10-12 anni sono tanti. Il centro da anni offre un servizio eccellente con medici specializzati ed affermati, offrendo un servizio alternativo a quello ospedaliero grazie all'accreditamento con il sistema sanitario regionale. Il centro San Biagio è uno dei centri convenzionati, questo è un buon aiuto per le ASL di tutto il Veneto? Sicuramente per abbattere quelle che sono una delle criticità che sono le liste d'attesa, tra l'altro ripeto rappresenta anche un argine verso le fughe che ci sono inevitabilmente verso il vicino Friuli. Diciamo che con questa operazione di dotarsi di tecnologie modernissime il centro San Biagio mi auguro che contribuirà a invertire la tendenza, quindi diventare un polo di attrazione verso i friulani. Assessore, qual è la situazione sanitaria nel Veneto? La situazione sanitaria è una situazione sanitaria buona. Noi rispetto ai parametri della spending review siamo all'interno in entrambi i casi, sia per quanto riguarda i posti letto, sia per quanto poteva riguardare, visto che è stato tolto, i piccoli ospedali. Non ne abbiamo sostanzialmente. Questo è un fatto positivo dal punto di vista gestionale, negativo dal punto di vista dei tagli, visto e considerato che il miliardo di quest'anno e i 2 miliardi dell'anno prossimo ci cadono addosso diretti senza avere strumenti di miglioramento. Di contro si può dire tranquillamente che il piano che abbiamo approvato 15 giorni fa prevede ulteriori miglioramenti per quanto riguarda il numero di posti letto, che non è l'obiettivo del 3,7 per 1000 abitanti, ma noi ci siamo posti come obiettivo, visto che il 3,7 l'abbiamo già raggiunto, del 3,5. Migliorando e implementando quelle che sono le prestazioni territoriali, quindi la prevenzione, quindi i medici di medicina generale aggregati in aggregazioni funzionali territoriali per dare un servizio H24 7 su 7, quindi il Veneto è già avanti rispetto a quelli che sono gli obiettivi che sono stati dati dallo Stato.